finita. Adesso lasciamo qua la collega che siamo in diretta. Siamo in diretta. Allora, tanto buonasera, allora ripeto le stesse cose. Buonasera a tutti, io sono Ivano Confortini, sono funzionario, teologo anche, vanto ancora un po', della Regione Veneto e in particolare dell'unità organizzativa e della sede territoriale di Verona, l'unità organizzativa ex caccia pesca, quindi mi occupo sia della caccia che della pesca. In questa occasione, oggi in particolare, faccio un po' rappresento un po' tutte le ex amministrazioni provinciali che poi sono diventate in alcuni casi sedi territoriali della regione. Per quanto riguarda la provincia di Verona è rimasta ancora la funzione provincia di Verona, di questo provincia di Belluno, scusatemi, di questo se ne è parlato. In realtà quindi oggi il mio compito era quello di presentare i dati riferiti alla gestione degli ungulati. Per gestione degli ungulati mi riferisco in particolare ai dati dei censimenti, delle consistenze numeriche e agli abbattimenti, quindi mettere in relazione questi due parametri che sono anche strettamente correlati tra loro, anche se non necessariamente sempre, delle singole territori provinciali a partire dagli anni 90. Quindi abbiamo una serie di dati piuttosto interessanti che interessa quindi 30 anni e più di gestione faunistico-velatoria. In realtà poi la provincia di Belluno, così come anche altre province, hanno iniziato la gestione degli ungulati ancora prima, però altre province invece, Treviso e Verona, hanno iniziato successivamente negli anni 90, per cui per mettere in confronto i dati si è ritenuto opportuno partire da un determinato periodo. Lascio vuoi andare avanti la prima slide? Certo. Infatti si parla proprio di 30 anni di gestione venatoria degli ungulati in Veneto. È stato volutamente tralasciato l'aspetto cinghiale in questa relazione, in quanto il cinghiale in questo momento è oggetto di prelievo venatorio di caccia solamente nella provincia di Verona, mentre invece delle altre province non è ancora oggetto di caccia, per cui si è ritenuto di non trattarlo, ma sarà sicuramente uno degli aspetti da considerare visto l'incremento di questa specie. Solo per fare un esempio, nella provincia di Verona, che io rappresento più direttamente, essendo lavorando lì proprio, quest'anno sono stati battuti 2500 esemplari solo di caccia, da appostamento, quasi il 50% da appostamento, altri invece con le tecniche collettive, le tecniche della girata in particolare, rispetto ai quantitativi degli anni passati che erano nell'ordine del 1200-1500, quindi c'è stato un incremento molto forte, ma al di là del numero, quello che sta a significare è che siamo di fronte a una specie che ha bisogno, già si dice oggi, di una gestione molto molto puntuale, una gestione che deve avere obiettivi diversi rispetto alle altre specie, proprio in ragione delle criticità che questa specie determina anche sulle altre attività antropiche, ma che comunque, al di là del territorio veronese, anche altrove ha bisogno di una gestione più incisiva proprio, che non necessariamente significa abbattimenti, anche se l'abbattimento in fondo costituisce il primo presupposto, il primo aspetto, almeno anche dal punto di vista venatorio, ma che comunque richiede un'attenzione sicuramente maggiore. Le problematiche prima le abbiamo viste, anche i danni che questa specie arreca anche oltre all'ambiente naturale, quindi oltre alle attività agricole, anche agli ecosistemi e anche alle altre specie. I danni da galliformi sono noti, sono chiari, sono noti, e questi si vanno ad aggiungere poi ai danni anche agli impatti che questa specie determina su altre componenti faunistiche. La mia relazione oggi quindi sarà invece verterà soprattutto esclusivamente sugli altri ungulati. Poi andare avanti. Il dato, forse la luce si può spegnere qua, si può spegnere la luce, No, io lo dico perché sarebbe interessante perché è molto forte qua, Di solito non consiglio mai di spegnere la luce la sera quando faccio le lezioni della sera, dove si dorme, soprattutto i cacciatori che magari lavorano tutto il giorno, quindi alla sera vengono lì e dormono. Però magari oggi qua c'è la luce fuori, quindi. No, perché si vede male, non si vede tanto, vale la pena.
Ah, sì. Volevo subito premettere comunque che questo lavoro, al di là del valore scientifico, comunque ha un valore didattico, se volete, è stato reso possibile grazie alla collaborazione dei vari collaboratori, ancora ripeto collaborazione, delle singole unità gestionali, quindi delle singole sedi territoriali, quindi di singole ex province che hanno messo a disposizione dati che altrimenti sarebbe stato impossibile recuperare. È un po' una sintesi questa, anche fatta raccogliendo pochi parametri, perché in realtà abbiamo raccolto ovviamente gli abbattimenti e i censimenti, ma comunque sono dati che possono essere interessanti. Poi so che per quanto riguarda Belluno il collega Stefano presenterà lunedì, credo, una relazione più dettagliata, più puntuale, per cui là potrete sicuramente in un'occasione potete recuperare dati più interessanti. Questi sono dati più sintetici. Il dato che emerge chiaramente è questo. Siamo partiti dal 1990, quando abbiamo una consistenza complessiva di ungulati, in questo caso la consideriamo complessiva per tutte le specie che noi abbiamo considerato, quindi abbiamo considerato il capriolo, il cervo, il camussio, il muflone e anche il daino, ancorché il daino poi sia stato rilevato in provincia di Verona e in provincia di Belluno, perché altrove non è oggetto di gestione in questo momento. Siamo partiti dal 1990 come punto di riferimento, per cui abbiamo tutti i dati delle singole ex province e abbiamo messo a confronto con il 2021 e vediamo che dai 19.500 capi censiti nel 1990 siamo passati ai 51.550 capi censiti nel 2001. È un segno senz'altro positivo. Sicuramente sono aumentate le stazioni di censimento, è aumentato il miglioramento anche della qualità dei censimenti, ma sicuramente anche, credo anche la parte preponderante sia questa, è dovuto anche ad una buona gestione accurata un po' dappertutto, si può dire anche di tutta Italia, perché comunque è cambiata in questi anni molto la gestione degli ungulati, e una razionale gestione che ha portato ad un incremento molto importante degli ungulati. Alcune province hanno avuto un incremento maggiore, e mi riferisco chiaramente a quelle che hanno una maggiore tradizione anche dell'attività venatoria, per cui hanno degli ungulati, per cui hanno raccolto anche magari in modo più razionale, in modo più migliore i dati, hanno solamente questo rispetto ad altri. Anche il prelievo poi è cresciuto, ma il prelievo, come sapete anche voi, è assolutamente legato al dato di censimento, in quanto poi è calato sul dato di censimento, anche se poi non è un valore assoluto, non c'è una percentuale, al di là delle indicazioni tecniche che ci vengono fornite, di percentuali di prelievo sulla base della consistenza, al di là di questo il prelievo è effettuato anche sulla base di obiettivi che ci si pone, e obiettivi per alcune amministrazioni, per alcune realtà territoriali potevano essere quelli del mantenimento della popolazione, obiettivi per altri potevano essere invece quelli dell'incremento, soprattutto laddove province come Treviso, come anche come Verona, in questi anni hanno avuto la presenza di specie nuove e hanno avuto un incremento costante di popolazioni che però non hanno raggiunto ancora quelle densità massime che il territorio può sostenere. Perché l'obiettivo della gestione degli ungulati è sempre stato quello di consentire il raggiungimento di una densità massima, quindi di un massimo numero di esemplari, in un tempo più o meno diverso. Perché poi la gestione faunistica si basa su questo. Tu prelevi percentualmente sulla base di un obiettivo che ti poni, che è quello di raggiungere una densità ottimale in un periodo più o meno lungo. Quello che sta di fatto comunque, poi andare avanti, quello che sta di fatto comunque che adesso poi andremo a vedere specie per specie, del fatto si tratta di fare illustrare specie per specie il quadro poi della situazione. Poi andiamo avanti, parliamo della capriola, perché specie per elezione, partiamo logicamente dalla provincia di Belluno, dove sono ospite, mi sento anche in difficoltà a presentare dati per Belluno, ma comunque i dati me li hanno forniti loro, per cui io mi sento in qualche modo rappresentante dei loro dati, quindi io li presento solamente, sono solamente chi li presenta, non sono stato chi li raccolti. Come vedete anche la provincia di Belluno in questi anni
ha avuto una situazione sul capriolo più o meno costante. Al di là dei primi anni, 95, 2000, in cui i dati logicamente davano dei numeri maggiori, come vedete poi si è assestata su valori notevolmente interessanti. Vedete anche capi censiti siamo nell'ordine di 12.000, più o meno 13.000, 12, 13, 14.000 esemplari, capi abbattuti siamo nell'ordine di 1.500 esemplari. Quindi è il giallo e l'altro è l'azzurro. Quindi vedete anche comunque come i capi abbattuti in realtà costituiscono una parte, non dico irrilevante, comunque una parte non preponderante, che capi censiti, sintomo quindi anche di una buona gestione che comunque riesce a dare soddisfazione al mondo venatorio e allo stesso tempo riesce a mantenere una popolazione che, come sapete, ha subito in questi ultimi anni anche dei periodi di rarefazione, di riduzione, come ho assistito anche in altre province, ma anche nel vicino Trentino, per cui la situazione direi che è ottimale, direi che è stabilizzata. Insomma, tenete conto che gli ultimi anni hanno risentito un po', questo vale un po' per tutte le specie, gli ultimi 2 o 3 anni anche un po' del Covid, quindi della difficoltà di fare censimenti, soprattutto nel 2010 ci sono state alcune difficoltà perché il periodo cadeva anche nel massimo del Covid, per cui praticamente ci sono state delle difficoltà di organizzare i censimenti, poi c'era il fatto che non si poteva spostarsi, tutti aspetti quindi che hanno condizionato. Infatti io mi sono riservato anche come provincia mia, come Verona, di aspettare proprio il 2022 come un anno per capire cosa è successo, perché considero i 2 anni, e qui lo si vede meno, ma in altre province vedrete che si vede molto questa differenza. Considero questi ultimi 2 anni come 2 anni un po' di transizione, utili logicamente perché sono indispensabili, peraltro per tarare, comunque per capire, ma sono 2 anni che ci servono poi per rilanciare nel 2022 e capire effettivamente come impostare e strutturare la gestione del futuro. Poi andrò avanti pure la provincia di Belluno. Per quanto riguarda, vedete, la provincia di Vicenza, abbiamo un 2020 senza dati di censimento, abbiamo delle fluttuazioni. Io sulle fluttuazioni delle popolazioni sono sempre un po' perplesso, nel senso che non sono determinate da fluttuazioni di consistenza animale, perché gli animali non è che, cioè, o c'è un trend o non ci sono alti e bassi, quindi sono più dovute a problematiche legate ai censimenti. Questo non voglio entrare nel merito delle singole situazioni, ma è questa la fotografia che vorrei dare. Quello che emerge in questo caso, al di là di non c'è un giusto equilibrio, però come vedete, almeno negli ultimi anni, confermare anche il 2021, che poi corrisponde più o meno al 2019, abbiamo intorno ai 4.000 consistenza, 4.000 caprioli rispetto ai 12-13.000, quindi capite voi che Belluno ha una parte preponderante, poi vedremo meglio anche a livello regionale, e siamo attorno ai 500-600 esemplari da valutare di volta in volta. Comunque vedete che rispetto ai primi anni c'è stato comunque un trend in crescita, perché non vorrei che anche i primissimi anni fossero dati un po' raccolti in qualche modo. Insomma, c'è sempre da valutare anche. Mi piacciono di più le curve regolari, più che queste curve, più che questi diagrammi così un po' spezzettati. Andiamo avanti. Questo vale anche per la provincia di Treviso, che è stato un incremento costante fino al 2012, poi c'è stato un decremento, e poi c'è stato questo 2021 che ripropone quasi gli anni passati, è un auspicio. Vi dicevo appunto io, mancando il 2020, abbiamo bisogno di una conferma nel 2022, ribadisco un po' più. Il capriolo ha avuto anche in altri ambiti territoriali proprio questo forte decremento. L'anno scorso, ad esempio, anche in Trentino, per fare un esempio, per fare un confronto, perché poi le popolazioni sono simili, siamo sempre nell'arco alpino, non è che siamo da una parte all'altra, e quello orientale anche loro hanno avuto un forte decremento lo scorso anno, addirittura hanno ridotto i piani di abbattimento un po' ripetuto del 30-40%. E riduzione del piano di abbattimento vuol dire riduzione della popolazione, perché i piani di abbattimento sono tarati solo sulla popolazione. Per cui aspettiamo questo dato. Direi proprio che la fotografia che volevo dare è questo: fotografiamo una situazione, vediamo poi nel 2022, perché abbiamo avuto 2 anni di raccolta dati non ottimale, a parte un po' Belluno che ha raccolto meglio di altri, ma gli altri hanno raccolto meno i dati, per cui abbiamo bisogno di questo 2022
proprio per capire come riprendere la nostra gestione. Capriola, anche la provincia di Verona, vedete proprio appunto il 2021, che poi il 2020 praticamente non è stato fatto nulla, vedete come a fronte di un trend in crescita abbiamo avuto un 2021 in calo, e poi vi posso confermare che anche nel 2021 ci sono stati problemi di censimento proprio dovuti alla difficoltà di monitorare a causa del Covid, quindi non era possibile spostamenti fuori dal comune, tutte queste cose qua che hanno ridotto poi. E poi molto spesso l'anno scorso anche altri hanno spostato più avanti i censimenti, quindi anziché farli, noi ad esempio li facciamo fra fine marzo e inizio aprile, invece sono stati spostati a fine aprile perché nei primi di marzo c'erano ancora parecchie restrizioni sul Covid, e questo ha portato quindi a una difficoltà maggiore, perché sapete anche voi che progredendo nel tempo poi anche diventa più difficile, perché una volta che c'è lo sviluppo delle foglie sugli alberi diventa più difficile poi raccogliere anche i dati. Quindi abbiamo bisogno proprio di 2022, però vedete c'è un trend in crescita che va confermato. Quindi ancora avanti. Ecco questo per quanto riguarda le consistenze, vedete come consistenze abbiamo una parte rossa, che è quella di Belluno, che di per sé costituisce la grande preponderanza degli animali censiti, dei caprioli censiti, mentre invece poi il giallo è Vicenza, Treviso il verde e Verona l'azzurro, il blu. Quindi la componente Belluno, e qui siamo in casa, chiaramente costituisce anche sul capriolo, ma poi vedremo soprattutto nelle altre specie la parte preponderante. Andiamo pure avanti. Identico, la stessa cosa, qui in termini percentuali, quindi vuol dire il 70%, vedete dal 70 all'80%, 75% del prelievo è a carico della provincia di Belluno, poi c'è una componente nei primi anni di Vicenza, poi gradualmente sono arrivate anche le altre province, Treviso e Verona, che hanno contribuito agli abbattimenti di caprioli. Per quanto riguarda i prelievi, è lo stesso discorso, vedete come i prelievi in provincia di Rossi praticamente sono la componente percentuale, più che percentuale numericamente, poi vedete che la percentuale per quanto riguarda Belluno costituisce una parte preponderante e gli altri invece una parte minoritaria. Ancora avanti, passiamo all'altra specie. Per quanto riguarda il camoscio, ho cercato di fotografare le specie più rilevanti dal punto di vista venatorio, almeno in questo elenco qua. Ancora avanti. Ecco, per quanto riguarda il camoscio, partiamo da Belluno. Belluno ha avuto un assestamento, a parte i primi anni, 2010, 2005, 2010, vedete poi che c'è stato un assestamento e riflette un po' la situazione anche che abbiamo in tutto l'arco alpino, dove a dire la verità abbiamo avuto anche dei decrementi in questi ultimi anni, se devo essere sincero, della popolazione di camoscio. Forse anche laddove la presenza del lupo ha ridotto, non dico il numero di capi, ma dico il numero di capi censiti. Perché quello che abbiamo rilevato, quello che abbiamo discusso prima anche tra colleghi, è proprio che la presenza del lupo, almeno in questo momento, l'informazione che mi dà più chiara è che assistiamo, quando arriva il lupo sul territorio, assistiamo ad una maggiore difficoltà di censire gli animali, cioè gli animali sono più diffidenti e quindi vengono più difficilmente censiti e quindi i numeri risultano minori. Ma ad esempio, per fare un esempio, io per quanto riguarda la parte territorio di mia competenza, che era la provincia di Verona, avevo voluto comunque provare a mantenere gli stessi piani di abbattimento pre-lupo, venivano completati per l'abbattimento. Il completamento, sapete anche voi che è un segno, un segnale comunque della presenza della specie, perché se tu abbatti vuol dire che la specie la visti e la vedi, insomma, e quindi l'avvistamento barra l'abbattimento è un indice di abbondanza e di presenza della specie, e i dati confermavano comunque un completamento dei piani, e vi dirò che gradualmente nel giro di 6-7 anni siamo riusciti proprio a recuperare questo 30%. Noi nel 2020-2021 abbiamo raggiunto gli stessi valori di capi censiti
presenza del lupo. E sapete che voi che il lupo in Messina ha avuto un impatto notevole dal punto di vista anche come divulgazione, anche e quindi come tale è un esempio proprio da prendere sicuramente come riferimento. Stiamo patendo adesso sul Baldo un po' la stessa situazione, proprio con una, confermeremo i dati adesso nel 2022, ma già in questi ultimi mesi c'è stato proprio un incremento anche della popolazione di lupo sul Baldo. Vogliamo capire anche lì se ripeteremo la stessa esperienza. Minori avvistamenti, completamento dei piani di abbattimento, per cui a quanto pare sembrerebbe quindi che non ci siano questi minori capi, anche se probabilmente un più adeguato ci sarà sicuramente, e nel tempo poi un ripristino graduale della situazione. Camoscio, provincia di Vicenza. Il Camoscio di provincia di Vicenza è abbastanza rilevante e come vedete anche qui c'è una forte ci sono delle forti fluttuazioni, soprattutto nei primi anni, mentre invece negli ultimi anni c'è stata una presenza. Quello che emerge poi, volevo farvi capire anche che quello che viene prelevato, che tante volte sembra che noi preleviamo tanto, rispetto a quello che viene censito, e quindi l'immagine che viene data della caccia è sempre quella di devastare, uccidere, abbattere, fare disastri, insomma, in realtà quello che viene abbattuto è una percentuale minima rispetto a quello che viene censito. Quindi, e questo mi fa sì che la popolazione comunque si cresca, si mantenga comunque. Ed è forse questa la forza della caccia di selezione, una caccia che si basa anche sui dati, che si basa quindi su degli obiettivi e che quindi non è giudicabile dal punto di vista, se volete, anche di chi è contro la caccia. Nel senso che la caccia diventa una forma di gestione, come potrebbe essere il binocolo, l'osservazione. La caccia diventa una forma di gestione sostenibile, logicamente con un prelievo, chiaramente magari anche con il raggiungimento della massima densità, questa famosa capacità portante in un tempo più lungo, ma comunque con un trend in crescita della popolazione. E quindi questo è un segnale. Il fatto di avere dati a disposizione ci consente di poter gestire al meglio la specie. Se non avessimo i dati, se non avessimo gli abbattimenti, ad esempio, che fa il censimento? Cioè io noto anche che laddove ho una specie che devo proteggere, faccio fatica a trovare persone che me la censiscono tutti gli anni con quello stesso interesse, con quella stessa passione. E passione e interesse non vuol dire aumentare i numeri, perché i numeri si fa presto a capire. Quando non viene completato il piano, vuol dire che i numeri sono stati inventati. Perché se si completa il piano, cioè se si completa il piano, vuol dire che i numeri erano reali. Perché comunque, come dicevo prima, gli abbattimenti avvistamenti, perché avvistamento in secondo vuol dire abbattimento, in questo caso, corrispondono, sono legati strettamente alla abbondanza di una specie. Quindi, come vedete, il rosso, anche nelle altre specie, è minoritario, e quindi questo è un segno di una buona gestione. E comunque la buona gestione è il fatto che noi abbiamo curve di anagni, in questo caso, che non mostrano fluttuazioni significative, perché fluttuazioni, come vi dicevo, possono esserci, ma sono legate molto spesso a difficoltà del monitoraggio. Ad esempio, farvi capire il censimento, noi che facciamo sul Camoscio, sul Baldo, ci sono delle giornate che c'è la nebbia totale. In quelle giornate tu censisci poco, perché la specie sia calata. Infatti io non ho presentato qua i dati, però quindi dobbiamo guardare un trend, dobbiamo guardare una curva, un andamento della curva, non tanto il singolo dato. Possiamo andare avanti. Camoscio, provincia di Verona, qui c'è stato un incremento, come vi dicevo negli ultimi anni c'è stato questo decremento che sicuramente comunque, viste le abitudini anche, se volete, del Camoscio, che in qualche modo sono cambiati in questi anni, si è portato anche in zone che non erano tipicamente da Camoscio, del Bosco, che sicuramente, visto che ho avuto un calo piuttosto forte in Lessigna, sono legate anche alla presenza del lupo. Abbiamo predazioni del lupo sul Camoscio e abbiamo sicuramente, come nel Capriolo, ma avvenuto in un momento successivo, abbiamo sicuramente un'interferenza, almeno delle abitudini, del comportamento del Camoscio, con la presenza del lupo.
c'è bisogno di dati, c'è bisogno di capire, perché non è il singolo anno che ti dà un'informazione che serve, ma è proprio il trend. Direi proprio che l'obiettivo di questo lavoro non è tanto vedere oggi, quest'anno, cos'è, perché non è tanto il numero non serve a niente. Il numero è legato, guarda che il numero è legato molto spesso anche all'insegnamento, alle stazioni che tu fai. Cioè, però è il trend, il fatto chiaramente di mettere a confronto modalità di censimento uguali negli anni, quindi non puoi fare un censimento di un tipo un anno e poi l'anno dopo cambiare completamente tutta l'organizzazione, tutte le stazioni, tutto il numero, altrimenti non metti a confronto i dati. Ma quello che conta nella decisione degli ungulati è confrontare i dati. Camoscio, provincia di Treviso, ottimo, direi che la provincia di Treviso in questo momento manca il dato del 2020, che come dicevo c'è stato quel problema, però l'andamento sembrerebbe, quindi qui ancora più serve il dato del 2022 che verrò a chiedere chiaramente a chi lo ha raccolto fra poco, insomma, perché c'è bisogno proprio di capire come comportarsi. Ancora avanti. Guardate che questi dati qui sono dati confrontabili, nel senso che sono dati che servono per la realizzazione dei piani di abbattimento da parte di ciascuna sede territoriale, sono dati raccolti con modalità poi condivise, affermate dalla stessa sede territoriale, dalla stessa ex provincia, per cui sono dati effettivamente confrontabili, cioè quindi sono dati che si fotografano correttamente poi la dinamica della popolazione. Come vedete le consistenze, ancora qua la parte del Leone, come dappertutto, la fa ancora la provincia di Belluno, decisamente qui siamo nel territorio dei Ungulati, e vedete come poi Vicenza, ma anche Verona, ma anche Treviso stanno incominciando a occuparsi di questo. Perché il dato interessante per me è anche questo, cioè non è, i numeri va bene, ma anche il fatto di dire incominciano a gestire, più che incominciano, ma già incominciato, continuano a investire e a gestire in modo ottimale anche le altre realtà territoriali, offrendo comunque quindi disponibilità, capi da battere anche al mondo venatorio, perché la nostra funzione è anche questa, compatibilmente a un progetto che abbiamo di incremento di una specie, di raggiungimento di obiettivi che se magari non sono stati fissati nel piano, li abbiamo nella testa, insomma, almeno quelli. Questo è sicuramente un segnale importante. Anche qua, qui è visto in termini percentuali, vedete come nel 90 era solo Belluno che faceva capi di Camoscio, poi nel 95 si è messo anche Vicenza, e si è messo un po' anche Verona, e poi nel 2008 si è messo anche, forse nel 2010, insomma, probabilmente perché 2008-2010 all'inizio avevo un po' tenuto anni un po' più distanti, poi nel 2010, però nel 2010-2012 si è messo anche la provincia di Treviso, per cui tutti hanno in qualche modo, concorrono tutti a questo patrimonio di prelievi della Regione Veneto, che è un patrimonio sicuramente importante. Prelievi logicamente sono legati anche poi ai censimenti, sono i dati di consistenza sono legati poi agli abbattimenti, oppure viceversa, vedete anche qua, come anche in questo caso qua, la parte anche di Vicenza direi che è rilevante, e quasi come Belluno, la provincia di Vicenza, infatti concorre fortemente nel prelievo del Camoscio, almeno in qualche anno, con altri anni meno, insomma. Comunque è un dato un po' interessante. Chiaramente, come vi dicevo, prelievi e consistenza hanno un andamento molto simile, se li mettiamo fra di loro in relazione, magari l'avete visto nei precedenti slide, vedete che c'è una dipendenza, una stretta correlazione. Andiamo avanti. Per quanto riguarda il cervo, qui il Belluno qui fa un po' da padrone assoluto, i numeri sono rilevanti, siamo intorno agli 11.000 capi e oltre, e con un trend in crescita. Va bene, nel 2021 lo andremo a confermare con il 2022, comunque sono un trend in crescita. Mi diceva qua anche l'amico Franco, tante volte si fa presa a dire i dati, perché i nomi per me è un disastro, Franco, che quest'anno hanno avuto alcune difficoltà in alcune zone a rilevare, a censire i camosci, chissà, i cervi, chissà. Io credo che non sia dovuto logicamente ad una variazione della consistenza della popolazione, perché comunque gli abbattimenti sono
più o meno gli stessi, però magari è dovuto a altre abitudini, quindi andrà sicuramente confermato. Quello che è interessante vedere un trend in forte crescita del cervo, con tutte le problematiche connesse, perché mentre Capriolo e Camoscio, Capriolo qualcosa fa, ma insomma dai, da lungo tanto, il Camoscio problemi non dà, il cervo e ancora più il cinghiale, ma il cinghiale non parliamo, problemi eclatanti, per cui qui non esiste. Qui la gestione va fatta anche in modo con degli obiettivi che non sono solo quello del mantenimento o dell'accrescimento della curva, anzi forse gli obiettivi sarebbero che questa curva, almeno quella delle consistenze, si appiattisca, insomma, proprio perché le problematiche sono rilevanti. Quindi il raggiungimento di questa densità agroforestale, credo, Franco, che in molte zone l'hai raggiunta, per cui adesso devi cominciare a pensare, anche se a parole è facile, altrimenti è poi un'altra cosa, insomma. Però logicamente noi dobbiamo porsi questi obiettivi, quindi ben vengano i prelievi per una specie come questo. Dimmi, caro. Certo. Noi siamo arrivati. Lo so, infatti dicevo anch'io, è facile dire abatti, no, infatti l'ho ben detto anch'io. Il problema del cervo è questo, cioè, lui cresce e i cacciatori in ora, e poi cala, insomma, e quindi è evidente, diventando vecchi si perde la mira, si vede il vero, quindi si sbaglia più facilmente, quindi no, a parte gli scherzi, è questo il problema del cervo, effettivamente. I piani ci sono, si organizzano, ma dopo realizzarli è tutta un'altra cosa. Fra dire e fare c'è di mezzo il mare, insomma, si dice. Addirittura i piani vengono realizzati, sì. hanno già un livello. Già buono, probabilmente se anche vanno oltre. Sì. Certo, ma infatti se vedete, rispetto agli altre specie, avevamo la seconda colonna molto piccola rispetto, vedete che sul cervo la colonna anche seconda è comunque significativa, per cui lo sforzo c'è, e che la consistenza è alta effettivamente. E il fatto che cresca vuol dire che quel dato, quell'azzurro non è ancora sufficiente, insomma il dato che emerge alla fine è questo, insomma, però si fa il possibile, dopo chiaramente l'impossibile. Avanti, grazie mille. Stessa cosa se volete anche per Vicenza, vedete come anche in provincia di Vicenza c'è stata una forte crescita del cervo. Lo sforzo, vedete, del prelievo è mediamente, percentualmente inferiore rispetto a quello che fa Belluno, quindi vuol dire che Belluno sta facendo uno sforzo, probabilmente Belluno sta facendo uno sforzo che va oltre la gestione ordinaria, ma va, nel senso proprio che c'è un'esigenza di intervenire in modo massiccio, per cui c'è un potenziamento, c'è proprio una sensibilizzazione affinché venga prelevato per ridurre quegli impatti che logicamente determina, mentre invece in altre realtà, quando magari hai consistenze numeriche, quindi anche danni che sono minori, logicamente hai un'esigenza di una pressione venatoria che è inferiore, perché comunque hai degli input che sono logicamente più ridotti. Andiamo pure avanti. Per quanto riguarda Verona, abbiamo un po' da ridere, perché siamo 30 cervi, 29 cervi, rispetto a censimenti che non sono ancora ben organizzati, stiamo facendo dei censimenti al granito, che non ho qui i dati, però ci fotografano ad esempio Lessia su 55 cervi bramitanti lo scorso anno, moltiplicando, perché sapete che voi che quando c'è un indice, dopo vi dico di tutti i colori, ma insomma mettiamo 6-7 capi per ogni cervo bramitante, quindi la popolazione logicamente è importante, ma non ha quei valori che hanno anche altre amministrazioni. Cioè noi sono pochi anni, dal 2012 Verona che gestisce il cervo, però stiamo notando effettivamente un certo impatto che va ad unire, ad associarsi e a completare quello del cinghiale, che invece per noi almeno è molto molto rilevante. Provincia di Treviso, anche la provincia di Treviso sta intervenendo bene, vedete il rosso anche percentualmente è importante, e i numeri logicamente sono inferiori, ma abbiamo una popolazione che sembra stabilizzarsi su valori nettamente superiori rispetto al passato. Allora, magari i primi anni sono dovuti anche ad censimenti con una specie nuova, logicamente non vengono organizzati sull'intero territorio, ma ad esempio su porzioni di territorio, per cui magari il dato dei primi anni è solamente parziale, perché lascia magari abbandonate altre zone. Questo è come prassi in generale, però quello che emerge comunque è
un trend veramente in crescita, con una necessità di confermare nel 2022 proprio questa esigenza, ce l'ho veramente proprio per capire se ci siamo assestati su. Perché quello che dobbiamo capire noi se abbiamo raggiunto delle capacità portanti, dubito, sinceramente ne dubito, forse per uno magari perché però altrove credo che siamo ancora in una fase di espansione, direi Treviso, direi Verona, che siamo in una fase di espansione, insomma, quindi avremo da divertirci ancora, insomma. Ecco qua vedete come il cervo dell'uno è proprio padrone assoluto, sia come consistenze, che poi vedremo come abbattimento, la stessa cosa alla fine. Vedete che le altre province contribuiscono poco a questo rilievo regionale del cervo, insomma, proprio a giudicare proprio la popolazione, e anche i numeri effettivamente si capisce anche qua, sono veramente molto molto diversi, insomma. Sicuramente avremo anche noi, anche altrove avremo da divertirsi. Anche in termini di rappresentatività, vedete proprio percentualmente, vedete come il rosso di fatto costituisce più del 90%, più del 95% anche, proprio ad indicare che il cervo è dell'uno, insomma, in questo momento qua il problema del cervo è quasi del tutto a dell'uno. E prelevo è la stessa cosa, perché un po' riflette la stessa situazione dei censimenti, insomma. Avanti. Andiamo a un'altra specie, vediamo il muflone, vediamo adesso due specie un po' meno importanti, specie che in realtà avremo l'obiettivo di una loro eradicazione, tra virgolette, per quanto riguarda i nuclei almeno neoprodotti, quindi evitare di avere nuovi nuclei di produzione del muflone e del daino. Il muflone ci pensa il lupo a tenere sotto controllo il muflone, come sapete che voi il lupo ha un forte impatto sulle popolazioni di muflone, a tal punto da prevederle quando arriva ad una riduzione, se non totale, quasi totale. Solo per farvi un esempio, in 2 anni in alcuni nuclei del Trentino, dove il lupo è arrivato anche in modo calma, cioè non proprio in modo così forte come altri ambiti, si è assistito ad un decremento dell'80% della consistenza della popolazione che vale bene. E lo stesso sta succedendo anche con la provincia di Verona, sta avvenendo dove il lupo Messina, sapete anche voi che è presenza significativa, come dicevi prima anche in altre zone, per cui il muflone ha avuto un incremento, logicamente i numeri non sono quelli del cervo, siamo comunque per l'uno, siamo nell'ordine di 2.300-2.500 esemplari, quindi è un numero comunque importante. Vedete come c'è stato un incremento e un assestamento, se volete, negli ultimi anni, adesso vedremo poi se è confermato questo dato, oppure se è influito in... Quindi qui si tratta di capire adesso se c'è un assestamento, c'è una riduzione o c'è un incremento, ma se, come vi dicevi, se il lupo può aver interferito in modo importante, sicuramente assisteremo a un incremento. Per quanto riguarda Vicenza, vedete che c'è stato l'anno scorso, 2021, ma direi che qua proprio merita proprio una verifica. Non mi piacciono questi picchi proprio perché non sono mai veritieri i picchi, o possono esserlo quando i numeri sono ridotti, ma quando abbiamo numeri elevati di esemplari, i picchi così non sono mai, necessitano sempre di conferma. Bisogna capire la ragione, insomma, devo capire la ragione, quindi logicamente servono per valutare se la presenza, magari anche la presenza del lupo, è arrivato anche a Vicenza in questi ultimi anni, perché stiamo parlando di dati, stiamo parlando di 2019, dopo il 2019, nel 2020 non è stato fatto nulla, per cui zero. Nel 2021 abbiamo questo decremento, per cui corrisponde effettivamente la presenza, questo picco corrisponde all'arrivo del lupo, quindi è dovuto alla presenza del lupo, è un dato determinato da una difficoltà di censimento in questi ultimi 2 anni causa Covid, dobbiamo aspettare il 2022, forse un po' più il 2023 per capire questo. Quindi vi prenoto già per il 2023 e per il 2024 per i dati. Scherzo. Andiamo avanti. Muflone in provincia di Verona, anche qua abbiamo avuto nel 2020 senza censimento, abbiamo avuto un incremento molto forte e un decremento molto forte. Io ho paura che qua ci sia il lupo,
abbiamo assistito proprio nel periodo 2021, ma soprattutto dopo il 2021, quindi dopo stiamo parlando di aprile, i censimenti qua, l'anno scorso abbiamo assistito a molte predazioni in Lessina. No, in Lessina, nel Muflone abbiamo solo in Lessina. Questa è Lessina, siamo in Vasquaranto, siamo in zone proprio, e a mio giudizio sì, perché abbiamo avuto anche numerosi avvistamenti, cioè proprio accertamenti di predazioni sul muflone, anche di azienda faunistica e quindi il dato che passa praticamente dai 155 capi dagli 84, 60 in crescita, siamo passati ai 48 dello scorso anno. 2022, dai, aspettiamo il 2022 per... Sì, sicuramente sì, però se cosa, che sono bassi. Il lupo è arrivato ultimamente più basso, cioè le predazioni da lupo, noi sul muflone, le abbiamo sempre avute, ma erano molto rare. Quest'anno ne ha avute, ad esempio, Eder ne ha avuti tanti capi, ne ha avuto 3-4 capi, proprio anche maschi adulti, proprio predati. Guarda, non voglio, cioè, hai capito? Quindi, ma sempre un po' di precauzione, è d'obbligo. Muflone, provincia di Treviso, qui non abbiamo dati di censimento nel 2020 e nel 2021 non abbiamo, e invece che non fanno, mi sembra, i censimenti annuali, mi sembra, giusto Barbara? E i dati di abbattimento ci dicono poco, non ho capito, Fate, no, non ti chiedo, Stefania, dimmi tu. Sì. No, i dati l'ho presi da voi, non è che l'ho inventati io, insomma, sì. Sì, non voglio, cioè so che abbiamo avuto delle difficoltà perché era stato messo sempre un 250 come valore stima più che un dato certo sul muflone, per cui io avevo quel dato lì e ho ripresentato questo dato qua sugli abbattimenti, invece confermo perché quindi avete segnalato voi. Quindi, però insomma abbiamo una popolazione qui che va fotografata meglio logicamente, insomma, andiamo avanti. Consistenza, quindi in confronto vedete quindi come ancora il belluno, in questo caso il belluno è il giallo, insomma, in questo caso il giallo, parte preponderante, Vicenza, poi le altre province, comunque un trend in crescita con un 2021 dove abbiamo assistito ad un decremento che però sembrerebbe quasi imputabile a Verona, quasi, vedete il rosso, no, Vicenza, il rosso, imputabile a Vicenza, per cui, che abbiamo visto prima il dato, per cui si tratta di capire adesso se si tratta del lupo oppure di censimenti non effettuati in modo ottimale. Insomma. Ecco, questa è la rappresentatività del muflone, sempre il giallo è sempre la provincia di Belluno, il rosso la provincia di Vicenza. Vedete, cala il rosso, logicamente poi si ripercuote fortemente sulla curva perché il rosso comunque costituisce una parte rilevante, soprattutto negli anni passati. Insomma. Quindi Vicenza costituisce una parte rilevante. Per quanto riguarda i prelievi, abbiamo il dato qua che conferma il trend, se volete, della popolazione, quindi della consistenza della popolazione, con un decremento, sembra quasi un decremento più locale, localizzato a determinate aree, province di Vicenza, se volete province di Verona, e qui prelievi, ma soprattutto i censimenti, per cui necessita logicamente di una conferma, sembra quasi un intervento su nuclei specifici. D'altra parte il muflone effettivamente è presente, non ha una distribuzione omogenea, ma una distribuzione a nuclei, per cui quando vai a perdere o a ridurre un nucleo, di fatto si riduce tutta la consistenza dell'intera provincia. Insomma, avanti. Vediamo il Daino per chiudere. Daino, ecco qui i dati non sono tanti, abbiamo noi il Daino presente, fuggito in modo più o meno legale da allevamenti, quindi con una consistenza praticamente che è anche, direi, rilevante, lo era soprattutto in passato, però comunque è rilevante ancora.
e una percentuale invece di abbattimento che, pur richiesta importante, pur chiedendo un prelievo nell'ordine del 30-40% per tenere sotto controllo la popolazione, in realtà difficilmente viene raggiunto questo obiettivo e i prelievi sono irrilevanti. Insomma. Ecco, qua si tratta di capire, qui la popolazione è molto frastagliata, nel senso che abbiamo nuclei vicini agli ex allevamenti o vicini ad un'azienda faunistica-governatoria dove venivano trattati di daini, pur chiamando uscita tenuta cervi, in realtà era tenuta daini, e quindi la popolazione è non è omogeneamente distribuita. Lo stesso vale anche per Avanti, per Vicenza, per Belluno, dove anche a Belluno abbiamo una popolazione. Dov'è che ce l'hai vicino? Mi avevi detto, Sì, sì, me lo diceva. Qui siamo nell'ordine di centinaia di esemplari censiti, con prelievi importanti, con quelle percentuali che veramente si dovrebbero fare ancora più, insomma, perché per poter incidere sulla popolazione di daino, anche con incrementi abbastanza importanti, bisogna comunque riuscire a prelevare una percentuale significativa. Credo che sia finito, credo che non sbaglio. Ecco, sì, io volevo ringraziare un po' tutti, perché in realtà qua io sono solamente il portavoce dei dati che sono stati raccolti dalle singole sedi territoriali, dalle singole province, quindi, e dalle polizie provinciali, perché in un modo o nell'altro anche loro hanno collaborato. Quindi io sono solamente chi ha presentato i dati, almeno per Verona, magari ho anche lavorato un po' di più per gli altri, quindi io ringrazio chiaramente solo loro, e il mio nome c'è solamente nella redazione perché li ho rappresentati, insomma, tutto qua. Quindi grazie ancora, e consiglio di essere presente tra 2 anni, tra 3 anni, in modo da presentare i dati più aggiornati. Non sono dati, allora, dopo chiudo, non sono dati in realtà, magari qualcuno può dire non sono dati rilevanti, mancano dinamiche di popolazione, mancano percentuali di abbattimenti rispetto all'assegnato, cioè, chiaramente possono essere integrati maggiormente, ma qui si è voluto soprattutto dare una fotografia in un arco temporale molto ampio, per cui logicamente 30 anni sono 30 anni, dopo le persone sono cambiate, le amministrazioni sono cambiate, per cui i dati dove li trovo, li cerco di qua, li cerco di là, quindi è stato difficile anche riuscire a recuperarli. Si è cercato poi di mettere insieme un po' tutte le province, per cui già questo, perché poi ognuno ha i suoi dati, i suoi modi di raccogliere i dati, i suoi modi di lavorarli, e quindi si è voluto in qualche modo fornire un'informazione generalizzata che costituisca una base eventualmente per ulteriori analisi. Belluno, ad esempio, Stefano, so che lunedì presenterai dei dati più puntuali su divisioni per classi di età, classi di sesso, giustissimo, ma altrimenti diventava una cosa molto, molto pesante, anche improponibile, perché questo in realtà è solamente una fotografia. Però credo che sia interessante, perché credo che sia interessante capire che la gestione che viene fatta è una gestione in linea, se volete, anche con le direttive dell'ISPRA, che ti danno percentuali, ti danno densità, ti danno tutta una serie di informazioni, indicazioni su come procedere. I risultati ci sono, i risultati logicamente vanno mantenuti nel tempo e vanno valutati nel tempo, anche perché chiaramente abbiamo a che fare con specie che molto spesso hanno anche delle fluttuazioni. Sicuramente è un lavoro questo che va fatto per gli ungulati, va fatto anche solamente per il cinghiale, va fatto anche per i tetraoidi, proprio perché c'è bisogno di poter gestire una specie, c'è bisogno di avere dati, informazioni, dati nel tempo, anche dati di questo tipo qua, che logicamente poi possono essere integrati, aggiornati, cioè chiaramente si può fare molto, ma comunque costituiscono una base di lavoro ottimale. Mi sembra di capire che effettivamente, visto che c'è una necessità anche di omogenizzare una gestione a livello regionale, anche se devo essere sincero, sugli ungulati la vedo molto difficile. Gli ungulati sono stati oggetto di gestioni provinciali, Belluno ha una sua politica diversa, nel senso che ha già una sua autonomia, ma adesso chiedere di omogenizzare una gestione degli ungulati, come chiediamo giustamente di poter omogenizzare e uniformare una gestione della caccia a livello regionale, perché non parliamo più di province, parliamo di regione, in questo momento qua
credo sia un lavoro molto, molto difficile. Gli ungulati sono sempre stati oggetto di gestioni proprio provinciali al 100%, molto spesso anche diverse fra provincia e provincia. Io infatti mi confrontavo molto spesso anche con Franco, con altri, vi chiedevo, ma voi quando potete abbattere la femmina del capriolo? Di qua io chiedevo sempre, la femmina del capriolo, perché noi l'ISPRA non ci autorizza, magari a Belluno autorizza e non autorizzava a Verona, non si capisce perché, ma comunque succede anche questo, per cui poi ognuno ha dovuto adattarsi a delle forme di gestione più o meno diverse, insomma. Quindi credo che l'obiettivo sia arrivare ad una gestione comunque uniforme e su questo bisognerà lavorare. La strada intrapresa è quella giusta, perché comunque i dati confermano, insomma. Confermano e vanno logicamente sempre confermati. Un monitoraggio così di basso livello, perché lo considero un monitoraggio comunque di basso livello, nel senso che le informazioni comunque sono semplici, non sono granché, è comunque utile, perché ti dà quelle informazioni che poi sono necessarie per poter gestire al meglio la popolazione di ungulati, che è una ricchezza non da poco, perché la gente si dimentica, ma gli ungulati hanno un valore elevato, cioè valgono migliaia di euro, c'è gente che paga migliaia di euro anche per gli ungulati, gente che paga andare in Romania, andare in Ungheria, paga 5-10.000 euro per andare a battere un cervo, insomma, qua magari vengono considerati come un peso, invece in realtà è una risorsa che logicamente va gestita. Potrebbe darlo, sicuramente. Allora, è evidente che qua si è partito, come ti dicevo adesso, con da gestioni autonome che ognuno si è fatto, perché la gestione degli ungulati, ogni provincia ha fatto, si è organizzati i censimenti senza ascoltare l'altro, si è organizzati i piani di abbattimenti senza ascoltare nessuno, per cui è evidente che questi dati qua partono da una situazione rilevata, cioè dati forniti dalle singole amministrazioni riferite a piani di abbattimento e a dati di censimento, quindi secondo me hanno più valore all'interno della stessa provincia più che confrontati fra provincia e provincia. Io credo che all'interno della stessa provincia i dati siano affidabili, altrimenti ha sbagliato la provincia ad utilizzarli fino adesso, chiaramente. Mentre invece confrontarli fra provincia e provincia forse è più difficile, però non avevamo elementi diversi. No, i dati sono, non è stata, io come ti ho detto, non è stata fatta una mera analisi di come sono stati raccolti i dati. I dati sono stati chiesti a ciascuna provincia, per cui io credo che all'interno della stessa provincia il confronto sia corretto, perché sicuramente lo imposti anche tu, quando imposti un piano di abbattimento e anche tu hai nella tua testa i dati raccolti in passato, per cui anche tu hai un trend che ti sei costruito e che in cui dati me li hai forniti in questo momento. Per quanto riguarda il confronto sulle modalità di censimento, che poi sono quelle classiche, almeno degli ungulati, queste specie qua, dell'avvistamento da punti sopraelevati, insomma, non è stato fatto chiaramente, ma non avrei neanche potuto farlo perché il rischio era, cioè, non avrei a quel punto lì neanche potuto mettere a confronto i dati, ma ti ho appena detto che questo è una raccolta di dati che servono proprio per dare una prima fotografia e dopodiché tu hai bisogno eventualmente di farti tutta l'analisi, ma non è una ricerca scientifica, questa è più dare una fotografia, insomma, cioè cercare di dire che abbiamo una serie di dati, una serie di informazioni, per cui sicuramente non ti ho risposto, ma per dirti che i dati sono quelli che ho raccolto dalle singole
provincia, che negli anni, sono passati 30 anni, chiaramente li hanno raccolti in un modo diverso, per cui già dire la raccolta di dati dei primi anni 90 rispetto a quella attuale è dovuta ad un incremento della specie o è dovuta ad un miglioramento dei censimenti o ad un miglioramento o a un potenziamento delle stazioni, perché lo sai anche te, se aumenti le stazioni aumenti gli avvistamenti, quindi aumenti i censimenti. È evidente che questo dato senz'altro può aver influito, ma il fatto di se avessi considerato questo parametro probabilmente non sarei riuscito neanche a realizzare queste immagini che comunque ti danno almeno un trend, se non altro. Insomma, dopo il dato, sai, confrontare i numeri fa sempre un po' da ridere. Io direi che lavoriamo su trend piuttosto che sui numeri, insomma, tutti i numeri. Dopo ogni provincia credo che ogni anno ha cercato di mantenere le stesse stazioni, altrimenti non avrebbe potuto fare i confronti quell'anno precedente, se avesse aumentato o diminuito o cambiato tutte le stazioni, per cui in base un po' di fiducia anche dei censimenti effettuati dalle province, insomma, di allora, insomma, dopo delle scelte territoriali, dalla polizia provinciale, da chi fa i censimenti, dei cassatori, quello che volete voi, insomma. Dopo è evidente che questi dati possono essere giudicati, cioè, è una base, insomma, io non vorrei dare quel peso, cioè non mi piace il numero l'ho messo perché il numero va messo, perché se no, se non ci aumentiamo il numero non mettiamo niente, per cui sul neanche grafico, però vanno pedati, quindi. Sì, io volevo semplicemente ringraziarti per una bellissima considerazione e con rispetto alla Vuoi parlare col microfono? Franco, tieni. si sente? Grazie, volevo ringraziarti Ivano per questo raffronto, per quei limiti comunque Sì. hai detto è estremamente significativo, no? Anche di quello che abbiamo detto stamattina al convegno, cioè di come nel giro di 30 anni il panorama faunistico e territoriale dell'Uno ma anche del Veneto sia radicalmente cambiato, ha bisogni di ulteriori correzioni anche rispetto al mondo venatorio. Quindi questo vale esattamente nelle considerazioni che ho fatto stamattina con il rinnovo del piano faunistico per vedere tenere conto esattamente di questa situazione. L'altra cosa è che noi, ricordando Lorenzo Battisti che ha fatto il primo piano, aveva scritto già allora che c'era una capacità portante di un territorio, ma lui aveva già visto avanti dicendo che l'obiettivo che doveva essere almeno la provincia del Belluno era Capomezzi, perché se arriviamo alla capacità portante totale, lì non c'è più crescita di popolazione, ma la situazione forestale piuttosto che agraria sarebbe fortemente compromessa. E quindi lui ci aveva già dato un'indicazione fortemente limitata rispetto a questo obiettivo. E poi la domanda, quando ho visto che hai il censimento del Camoscio si era stabilizzato, hai tenuto conto del fatto che da voi è arrivata la Rogna, ma la mia è la fotografia dopo le conseguenze, le cause. L'ultima cosa certo. Volevo informare che appunto lunedì Stefano porterà i dati disaggregati rispetto a tutti i nostri presi, insomma, che danno assolutamente un ulteriore. Te l'ho detto, questa è una fotografia analisi rispetto all'impegno che i cacciatori mettono non sono solo numeri che basta, ma sono numeri qualitativi, perché ogni cacciatore prima di sparare sa che ha un obiettivo molto preciso. Guarda, se dovessi essere una pubblicazione, queste sarebbero le premesse, allora nelle premesse metti questi grafici qua, dopodiché costruisci tutto il resto, nient'altro di più, insomma. Dopo guarda, sulla capacità portante io molto spesso, abbiamo avuto ad esempio sul Baldo, abbiamo fatto uno studio con un volume grosso così, capacità portante 600 esemplari, noi siamo 1500, adesso censiti, confermati, riconfermati, eppure è il doppio della capacità portante, insomma, capito? Quindi di conoscere. Eppure avevamo una capacità per cui, ma dicevo tante volte, giusto perché. Stavo parlando delle specie importanti, no, ma proprio avevano individuato un territorio anche invocato, ci ricorda, proprio avevano individuato un territorio che poi è cambiato completamente. Le popolazioni poi animali molto spesso si adattano anche il Camoscio, sai che si è adattato anche a ambienti che prima, fino a qualche anno fa non erano neanche
insomma. sul caso Sì, quindi c'è proprio Però volevo ribadire che queste sarebbero solo le premesse di un lavoro scientifico, ecco, un lavoro scientifico del fanno oculato, sono solo le premesse. Solo una considerazione a spanne, insomma, Sì. guardando l'altezza delle colonnine, una cosa che mi è saltata all'occhio è che mi aspettavo, cioè mi sembrava ci fosse poca correlazione tra il censito e il prelevato nell'anno. Allora, a parte una domanda banale, e cioè il prelevato nell'anno è basato ovviamente sul censito dell'anno stesso. Uno dei fondamenti, una delle basi è il censito, chiaramente, poi anche il grado di abbattimento, la percentuale di abbattimento della stagione precedente. Perché la cosa che mi viene da pensare è, capire intanto se quello è il prelevato effettivo, il piano di prelievo. Sì, infatti mancava quel. Sì. Esatto, se corrisponde più o Sai meno. cosa? La mia difficoltà era che nei primi anni non si trovava niente, per cui perché in realtà si può mettere in relazione anche il piano di abbattimento, sarebbe corretto, ma lo puoi fare sugli ultimi anni, perché trovare tra le singole province dal 90 non avrei avuto quel dato lì, perché andava messo in relazione anche la percentuale di abbattimento. No, ma è evidente. No. Certo. Che, come ha detto Stefano anche prima, anche per me la sensazione è che il prelevato in realtà sia più in relazione alla popolazione venatoria che non alla popolazione di ungulati, non so come si chiama, cioè che si assesti sul diciamo su quello, soprattutto nelle zone dove magari la gestione viene fatta a livello molto micro, no? Tipo le riserve comunali, dove il prelievo riflette appunto un po' più il fabbisogno, non so come esprimere in termini della. Ma sai, guarda, il prelevato è sempre in relazione con il piano di abbattimento, non è che ci sono delle percentuali abbastanza elevate, anche poi dipende anche dalle classi di sesso, dalle classi dalla specie, però la percentuale è sempre superiore al 70, 80%, 70% per tutte le specie, insomma, quindi la considerazione che volevo fare è che secondo me abbiamo vissuto in questi ultimi 30 anni diciamo un passaggio da quello che un tempo era il piano di prelievo esprimeva un massimo prelevabile, perché comunque bisognava stare attenti, popolazione in crescita, se si sforava l'anno dopo venivi punito eccetera. Adesso la situazione si è quasi invertita e probabilmente bisognerà adeguare sia il piano di prelievo ma anche la mentalità venatoria, nel senso di dire il piano di prelievo di riservo è il 30% della popolazione e bisogna raggiungerlo, cioè non è che e quindi trovare un po' più di correlazione con anche il dato poteva essere interessante, il dato di vedere quanti cacciatori avevamo negli anni, e per capire quindi anche che quel decremento è dovuto anche al fatto che è calata la popolazione di cacciatori, capito? Per cui ha aumentato la popolazione nello stesso tempo, e quindi il dato, quindi doveva esserci un aumento del piano, però allo stesso tempo hai una consistenza ridotta, però molto spesso tu involontariamente tagli il piano di abbattimento anche con quell'abbattuto, perché è inutile che se tu abbatti, io ad esempio, fammi capire, fare un esempio sul daino, gli assegno 100 capi, me ne abbatto un 20, è inutile che l'anno dopo per 100, perché tanto 100 non dico qua, e vedi già quindi che in qualche modo sono condizionato da questo aspetto qua, perché è legato, se vuoi, anche alla reale possibilità che hai di prelevare il mare. Non totalmente, però in qualche modo sei condizionato da questo per quelle specie magari più problematiche. Insomma, sicuramente andavano raccolti altri parametri, ma con un trend così ampio di 30 anni non si riusciva in tempo reale a raccogliere, perché sono dati che non sono più questi qua. E mi interessava soprattutto fotografare in questo momento, però ci sarebbero molti altri parametri da mettere in relazione, sarebbe molto bello anche poterli raccogliere, insomma, soprattutto sulla popolazione, quindi vedere un attimino però fondati facili. Ci sarebbe molto da raccogliere, senza. Scusa Ivano, dipende molto dalla specie, questo Certo. Sul cervo, quello che dicevo io, di essere arrivati alla capacità portante venatoria, cioè
più di quel tot che il mondo venatorio non riesce ad abbattere, allora la serie storica non è ancora così lunga, però se voi pensate, noi abbiamo avuto nel 2018 Vaia, nel 2019 stagione normale, nel 2020 limitazioni Covid, quindi nuovi spostamenti eccetera, 21 normale. Allora il 2019 e il 2021 hanno la stessa realizzazione, cioè veramente poche decine di capi di cervo abbattuti, cioè uguali in Sì. E quello più su di là io penso che sia molto fatica. Cioè la paura è che con quel tipo di abbattimento lì, con quel tipo di prelievo lì, non riesce a fermare questa crescita della popolazione. Sapete capire adesso, la popolazione ha raggiunto questo è infatti l'aspetto più difficile, ma lo vedi logicamente raccogliendo. Allora, più che una domanda, la mia voleva essere qualcosa così che tutto. Innanzitutto, secondo me, io ho capito il senso dei dati e penso averlo colto perché da tanti anni mi occupo appunto assieme a altri come conservare questi dati, che è sempre difficile poi averli in maniera omogenea, ovviamente, neanche all'interno della stessa provincia di Belluno, e anche all'interno della provincia di Belluno aveva modo di censimento, magari su Capriolo piuttosto che su Cervo, diversi, perché su Cervo quando è arrivato poi abbiamo standardizzato un po' i sistemi di censimento. Quindi alcune difficoltà ci sono. Certamente è importante capire l'abbattuto, perché l'abbattuto ci dà un trend comunque di consistenza faunistica, quindi questo è importantissimo. E io voglio però dire una cosa sul cervo. Sul cervo a me sta bene aumentare il piano del battimento in maniera forte per mantenere la consistenza in base alla spesa portante del territorio, però dall'altro lato bisogna anche avere, come diceva Franco prima, la capacità anche selettiva, perché altrimenti se ne andiamo a battere tutto, finiamo come ha fatto Bolzano, abbiamo visto i giorni scorsi, abbiamo visto un disastro in termini di animali, di trofeistica, di quant'altro, quindi non otteniamo risultati comunque confacenti. Abbiamo la fortuna però oggi qua a Belluno, fortuna da parte di alcuni modi di pensare, che abbiamo nuovi cacciatori, tanti nuovi cacciatori, e quindi da questo punto di vista dovremmo fare i conti per capire come sta andando poi la popolazione, perché i nuovi cacciatori si chiamano lupi, e in particolar modo su Capriolo abbiamo avuto ovviamente già la sensazione che la riduzione sia importante per non riguarda i capi di Capriolo, ma non solo certamente dovuta al lupo, dovuta alla situazione diciamo, ambientale che si è venuta a creare in provincia di Belluno negli ultimi 30 anni. Ma la presenza del lupo ci dà la possibilità comunque di capire, a parte l'incidenza anche sui cinghiali che noi abbiamo in maniera certamente molto evidente rispetto a Vicenza o altre situazioni in giro per il Veneto, certamente il lupo sta anche lui incidendo sulle popolazioni di ungulati in maniera importante, perché visto il numero di branchi che abbiamo ormai in provincia di Belluno, certamente questo ci darà una mano per contenere, tra l'altro, da quello che vedremo anche questa sera, che verrà proiettato su questo schermo, tra l'altro un intervento maggiore su quei capi di ungulato che sono andrebbero tolti dal branco, insomma, degli ungulati, dal gruppo di ungulati, perché sono quelli facilmente che hanno dimensioni, età e quant'altro diverse. Quindi a questo punto di vista... Stia attento però, io sono un po' contrario, ed è così anche la scienza che non è così come un tempo favorevole all'abbattimento selettivo, nel senso della selezione sui capi, tra virgolette, dei fedati che hanno il trofeo, perché molto spesso questo diventa un tipo di abbattimento che mira ad una selezione artificiale più che alla selezione naturale, cioè l'abbattimento dovrebbe corrispondere, se volete, a una selezione naturale, e molto spesso invece noi andiamo a individuare, selezionare, ad abbattere magari quegli esemplari che non necessariamente trasferiscono geni alterati, fra virgolette, perché il fatto di avere un trofeo di un certo tipo non significa molto spesso che siano. Cioè, è quindi un po' quella, non ho mai, ho capito, ma è quella filosofia un po' della selezione del passato. Sì. La filosofia, sapete meglio di me, ma intanto lo dico per chi non lo sa, insomma. La questione di selezione sanitaria,
Sì, no, ma tante volte uno ha il trofeo più corto e occuparlo, cioè non è... Selezione di dimensioni degli animali. L'esempio è quello del contadino che nella sua stalla non andrà mai a battere la mucca che si mangia litri di latte. Questo è il ragionamento che va fatto. E altrimenti ci troveremo male dal punto di vista comunque anche genetico dei nostri ungulati. Perché qualcosa da questo punto di vista non è un sanitario, No, non è neanche una selezione tout court, è una selezione fatta partendo dal prelievo maggiore, ovviamente, di animali giovani, e meno sugli animali portanti. Questo è il ragionamento che va fatto. Parlando di questo, nei camosci in particolare, il cervo comunque va tenuto in considerazione questo aspetto. Dopo, qui sarebbe da discutere tutta la sera per il discorso dei piramidi, queste robe qua, che noi già a Belluno abbiamo fatto degli interventi, non andiamo, ma penso un evento in generale, non si va a Tramito, e quindi ci sono considerazioni pro e contro anche a questo riguardo. Quindi, certamente questo lavoro di oggi va portato avanti negli anni per cercare di capire anche dal punto di vista scientifico quali saranno i risultati ovviamente di anno in anno per tararci. Si diceva questa mattina che ormai abbiamo gli strumenti per essere evoluti in breve tempo sulle dinamiche della popolazione, no? Nel senso che oggi i computer e quant'altro ci danno una mano da questo punto di vista e quindi questo va tradotto poi nella realtà scientifica. Io sono pensatore da 64 anni ormai, non sono nato ieri, si vede che vecchio. Però questo è il mio modo di pensare. Il mio modo di pensare da presidente di riserva per una gestione oculata del patrimonio faunistico che ho nella mia riserva. E non sono neanche totalmente contro il lupo, perché il lupo che fa il lupo mi sta bene, se il lupo non fa il lupo, nel senso che va a predare gli animali domestici, mi va meno bene. Ma questa è una considerazione a parte che purtroppo non si è capita ancora a livello nazionale, insomma, come si deve operare. Laddove l'uomo è presente bisogna gestire, non è che bisogna pensare che la natura lo soddisfi le nostre situazioni. Parlando di Vaia, prima uno parlava di Vaia, a me è stato bene che Vaia sia arrivato, nel senso che mi ha dato la possibilità di riaprire certi territori che altrimenti erano pieni di alberi secolari, vecchi, che non servivano più a nulla. Infatti l'apertura del bosco fa bene, anche dopo magari non è troppo, magari fa meno mai bene, però devo capire cosa vuol dire troppo. Esatto, perché abbiamo già dato un sacco di abeti, io chiamo ebeti, ma poi punto a capo. Grazie. Possiamo, penso, non so, dite voi siete voi. No, io aspetto solamente una cosa, non è che se nessuno fa domande, meglio, non mi sembra. Le domande sono sempre pericolose, si sia in grado di rispondere. Qui non arrivano meglio, Allora, va bene, grazie allora a tutti chi mi ha ascoltato e mi ha sopportato. un applauso direi. Grazie per un po' estremamente tecnico, devo dire, però importante e fondamentale, ne parlava anche giusto questa mattina Franco De Bon, il futuro è innovazione e ricerca e qui questi sono elementi fondamentali se vogliamo garantire un futuro a tutta la provincia e a tutto quello che è un'esperienza in provincia del cacciatore, ma non del cacciatore in sé, ma del cacciatore naturalista, perché ormai diventa una gestione della natura, della fauna e quindi un'azione veramente di miglioramento, crescita, di condivisione che la stessa Europa riconosce come tale, a differenza della caccia tout court, che invece è un indice negativo di quello che è, no? Ovviamente la gestione e il futuro anche ambientale del nostro territorio. Grazie e chi è collegato online, se è interessato alla pesca, adesso sarà un convegno interessantissimo da parte sempre a cura della Regione del Veneto sul tema della pesca e su 3 aspetti differenti. Grazie. Grazie a voi.